Allora, si tratta di un vaccino antinfluenzale, ha la caratteristica di essere abbinato, di contenere una sostanza che ha lo scopo di aumentare l'efficacia del vaccino stesso e viene denominato adiuvante. Allora, questo adiuvante è presente in altri vaccini. Per quello che riguarda il vaccino antinfluenzale veniva utilizzato negli anni passati solo nelle persone, diciamo, anziane, ecco, dai 65 anni su. Quest'anno, per la prima volta, per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, viene esteso a tutta la popolazione. Il vantaggio maggiore, soprattutto per quello che riguarda questa vaccinazione antipandemica, è che questa sostanza, questo adiuvante, consente di ridurre la quantità di antigene, cioè di virus antinfluenzale, di virus influenzale, e quindi di aumentarne l'efficacia consentendo di fare più dosi con la stessa quantità di vaccini. Quindi, forse la perplessità è legata solo a questo fatto che negli anni passati era utilizzato solo nelle persone più avanti con l'età, mentre adesso viene utilizzato anche nei bambini e nelle gravide. Ecco, ma chi è che deve farlo per forza e chi invece può anche fare a meno di fare il vaccino? Allora, non è obbligatorio per nessuno. È consigliato soprattutto alle persone, al personale sanitario, perché per evidenti motivi, insomma, per non far ammalare le persone che vengono assistite e per non mettere in crisi il servizio sanitario. Poi alle persone degli altri servizi pubblici essenziali e per problemi di salute anche alle persone di qualunque età che abbiano problemi di malattie preesistenti, dalle malattie cardiache, polmonari, renali, le solite categorie che sono state messe in evidenza anche con la circolare della vaccinazione stagionale normale. Successivamente la vaccinazione sarà offerta alle persone giovani perché si è visto che questa influenza colpisce prevalentemente le persone più giovani, diciamo dai 50 anni in giù, mentre le persone più avanti con l'età si ammalano meno probabilmente per immunità conseguente di infezioni degli anni passati.